Il monumento dedicato ai trevisani nel mondo, alla stazione dei treni di Treviso, nel degrado più totale, è letteralmente avvolto da frasche, lunghi rami ed erba alta, al punto da essere oscurato alla vista di chi passa. È la denuncia di questo pensionato 86enne di Treviso. Sostiene che più volte, ma inutilmente, ha chiesto l'intervento dell'assessore al verde Alessandra Gazzola. Io avevo richiesto in comune che fosse venuti a mettere a posto questa cosa, nessuno ha dato risposta. A raccogliere l'appello del pensionato l'ex assessore alla cultura di Treviso Vittorio Zanini, fortemente legato, dice, alla simbologia rappresentata dal monumento e che nel blitz di oggi si è presentato nella doppia veste di giardiniere e netturbino. Questo gesto lo faccio, diciamo, ad onore e a onorare tutti gli emigranti veneti italiani. Nel momento in cui Zaia vorrebbe intitolare anche un monumento all'emigrazione, ebbene qui a Treviso non riusciamo a trovare la maniera di mantenere in maniera doverosa questo monumento. La potatura sotto una canicola cocente con Zanini incurante dell'AFA e forse anche di una scarsa cautela sanitaria. Non ci si rende conto neanche che si potrebbe incorrere nella infezione da zecche, ma certo che quando si lascia il patrimonio pubblico e le aree verdi incolte come a Villa Margherita si corre anche quel rischio lì. Nell'arco di mezz'ora il lavoro è terminato. Adesso è un'offesa all'arte, diciamo, non si può fare queste cose qua. E adesso qui come volontario per dare una mano al dottor Zanini? Sì, ho consigliato al dottore di fare questa cosa qua perché ieri mattina mi ha detto dai vieni darmi una mano che facciamo. Insomma.